molto sciolta, Michelangelo, giusto per dire un po' quello che quello che abbiamo voluto fare. Noi abbiamo voluto dare un segnale di forte cambiamento nell'approccio tra pubblica amministrazione, in questo caso la regione, e il mondo delle imprese. Questa volontà di cambio di passo, io la chiamo, deriva da cosa? Da una fase iniziale di ascolto. Io, come qualcuno di voi sa, quando mi sono approcciato in questo ruolo ero un neofita della politica, ma soprattutto della pubblica amministrazione. E, come dire, soprattutto in una fase iniziale, io mi sono fatto molto guidare dalla gente, dagli imprenditori. Io andavo curiosamente a chiedere, mi dite per favore cosa va, ma soprattutto cosa non va nel rapporto con la pubblica amministrazione. E in maniera molto chiara e molto trasparente, perché ho la fortuna di avere molti amici in questo mondo, facendone parte anch'io, mi rappresentavano le cose che non andavano. Cose che Michelangelo possono sembrare anche banali, ma banali non solo. Uno, guarda, mi dicevano, non abbiamo una struttura unica regionale in grado di darci delle risposte semplici alle nostre domande. 2, non conosciamo quelli che sono gli strumenti che la regione mette a disposizione delle imprese del nostro territorio. 3, e la regione, sì, è quella roba là, ma vive là. L'abbiamo vista poco camminare per i capannoni, confrontarsi con gli imprenditori, dialogare con gli stessi per capire se, come dire, le leggi messe a disposizione, i bandi, i regolamenti potevano funzionare oppure no. E allora lì ho detto, beh aspetta, cerchiamo, non sarà una cosa semplice, perché credetemi, nella pubblica amministrazione tutti dicono no, cambiamento, semplificazione, bisogna secondare i desiderata delle... Se tu cominci a scardinare usi e costumi, la cosa non è proprio semplice, non è che ti trovi le autostrade aperte, ti dicono prego, prego, fate, cambiate. Però ho detto, guardate, il momento è propizio, il momento è davvero propizio, eravamo ancora prima di sta benedetta pandemia. E abbiamo detto, prima cosa da fare qual è? Creiamo l'agenzia. Creiamo l'agenzia e facciamo guidare l'agenzia da una persona che ha avuto la fortuna di guidare l'assessorato alle attività produttive con il mio predecessore. E siamo partiti. Sportello unico, non rimbalzi mi mandano da via Sabadini, mi mandano a Trieste, mi mandano a Pordenone, no, sportello unico in grado di dare delle risposte molto chiare e molto semplici. E poi abbiamo iniziato a lavorare sulla legge che è stata approvata poi, sviluppo imprese. Anche lì un cambio di passo è stato fatto. E io continuo a dirlo anche oggi, dopo 3 anni e più, che ciò che ha contraddistinto il nostro agire è stato lavorare in continuità con ciò che di buono è stato fatto da chi mi ha preceduto. Spesso in politica, sapete, e questo è un male tipicamente italico, chi arriva disfa ciò che ha fatto, giusto così, per segnare il territorio. Sì, però capite che a chi fa impresa, a chi paga gli stipendi, a chi assume la gente, gli interessa ben poco di sti giochetti politici. Gli interessa che la macchina funzioni, che si possa produrre, che si possa assumere con facilità, che si possa trovare dei professionisti che oggi ancora non trovi. E per fortuna Michelangelo Agrusti ci ha dato e ci sta dando una grossa mano con gli ITS in giro per il territorio del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo iniziato a mettere mano quindi a
sviluppo impresa, una legge che aveva un obiettivo principale, quello di semplificare, e mi pare di capire che uno dei temi di oggi è proprio la semplificazione. Semplificare non è mica così difficile, bisogna semplicemente accompagnare questi signori, che sono i tecnici, che sono bravissimi, perché io sono molto fortunato. Una delle più grandi, bisogna avere anche fortuna nella vita, e una delle più grandi fortune che ho avuto io, Michelangelo, è quello di entrare in un team altamente qualificato. Bravi. Artigianato, commercio, turismo, bravi, finanza, Angelini, bravo. Di avere poi a disposizione degli strumenti, dei bracci operativi, io li chiamo, come i consorzi, per dirti, che stanno lavorando e hanno lavorato benissimo. Tant'è, guarda, nulla è figlio del caso. Quando voi mi parlate di 10 contratti di insediamento in questa zona qua, significa che oltre ad essere appetibile, scusami, il territorio, voi avete la... Sì. È vero, questi sono proprio... li avete presi a buon prezzo, no? A sconto, immagino. No, significa che le politiche anche portate avanti dai consorzi sono vincenti, tant'è che questo vale un po' trasversalmente in tutte le latitudini del Friuli Venezia Giulia, perché i consorzi stanno funzionando tutti molto bene. Quindi dicevo, oltre ad avere questa fortuna, però vanno un po' guidati, perché se gli dai carta bianca a questi signori qua, ti scrivono delle robe che le capiscono solo loro. Le prime volte, sai, come gli studenti diligenti, cominciavo a leggere sti fogli. E leggi una volta, capivo niente. Leggi 2 volte, capivo poco. Alla terza cominciavo a inquadrare il problema, guardavo l'orologio e vedevo che il tempo correva. E mi dicevo, ma guarda un po', ma secondo voi la gente ha tutto questo tempo a disposizione per leggere le carte? No. Insieme poi ci siamo detti, le scriviamo meno in tecnichese e più in... Abbiamo incominciato a fare questa operazione qua, a sfrangiare tutta una serie di cose. Non abbiamo mica ancora finito, Michelangelo, c'è tanto di quel lavoro da fare, c'è bisogno ancora di una legislatura almeno, sai, per completare quello... E abbiamo incominciato a scrivere la legge, ma soprattutto a scrivere i regolamenti attuativi agli articoli, che è la cosa, alla fine, il cuore è quello lì, sai, perché l'articolo di legge può scrivere, è il regolamento attuativo. E lo stiamo riscrivendo semplificando, dimezzando i tempi, riducendo le carte, usando una cosa semplicissima, che però nella pubblica amministrazione era una cosa UFO, l'autocertificazione. Ma scusa, ma perché gli chiedi 800.000 carte? Ma fare l'autocertificazione, si assume la responsabilità, poi random vai a fare delle verifiche a spot e se uno ha dichiarato il falso lo bastoni. E così è stato, no? Abbiamo fatto tutta una serie di regolamenti e abbiamo avuto, guardate, nel dramma, perché non dimentichiamoci che abbiamo passato 1 anno e mezzo / 2 di dramma, abbiamo avuto la possibilità di vedere che semplificare si può. I 70 milioni di euro che noi abbiamo messo a disposizione durante la fase pandemica, che non sono proprio bruscolini, siamo una delle prime regioni d'Italia, se non la prima regione in Italia in rapporto al numero dei abitanti, e sono stati dati agli imprenditori in tempo zero. Sfido chiunque a dirmi no, non è vero, stai raccontando palle. Dai 30 ai 45 giorni. Perché? Perché avevamo semplificato terribilmente. Flag sulle domande, autocertificazione, soldi in conto corrente. E anche noi abbiamo capito che semplificare si può. Abbiamo fatto poi delle leggi durante la fase emergenziale sempre semplificate, che hanno permesso di mettere a terra tutta una serie di provvedimenti, tradotto soldini, per le imprese. Guardate, io non è che voglio farla lunga, quello che vi posso dire è che l'occasione, credetemi, è propizia per tutta una serie di cose. 1,
i danari che la Regione Friuli Venezia Giulia ha a disposizione. Io non mi stancherò mai di ringraziare il mio governatore, perché ogni volta che Bini va a batter cassa non ha mai ricevuto un diniego, anzi mi ha sempre dato. E io sono anche un po' competitivo, sai come fanno quando confronti le classifiche anno su anno nei campionati di calcio, ho fatto più punti, meno punti, e devo dire che i miei budget a consuntivo segnano sempre il segno più, come milioni messi a disposizione e di conseguenza messi a disposizione delle imprese. Quindi partiamo da lì. La Regione soldi li ha. A programmazione 21-27 miliardi della comunità europea ci sono, centinaia di milioni, non miliardi. PNRR è un'altra occasione più unica che rara e vanno però sfruttate, perché come diceva Michelangelo, se tu i soldi li metti nei banchi a rotelle non ti mandi avanti l'economia dell'Italia e soprattutto non assumi la gente. E abbiamo adesso un problema. Poi vi dico, ecco, un'altra cosetta simpatica che abbiamo messo in campo, che può sembrare una banalità, ma non lo è, il fatto di permettere agli imprenditori di programmarsi nel rapporto con la regione. Cosa significa? Invece di scoprire nelle pubblicazioni, nei siti random che è uscito un bando, devo andare a cercare, devo sapere, qualcuno deve informarmi. E io ho detto, ma scusate, ma perché non riusciamo a programmare anno su anno i calendari di intervento? Una cosa banale. Guarda che nel mese di novembre uscirà il bando relativo a. Nel mese di dicembre uscirà il bando relativo a. Forse ce la faremo. Mi stanno facendo disperare su sta roba qua, perché per fare un calendario è come partorire un bambino. Non so quanti mesi stiamo mettendo, ma questa è la burocrazia, no? Però voi mi aiuterete a sconfiggere questo male assoluto, al di là delle battute. Quindi guardate, quello che è davvero, vado a chiudere perché sono stato fin troppo lungo, ma mi appassiono, Michelangelo, quando poi parlo su cose concrete. Quello che noi cercheremo di fare è continuare a iniettare risorse nel sistema. Noi abbiamo dei problemi che vanno ancora superati. Uno su tutti, ma è maestro lui su queste cose qua, è l'assenza purtroppo drammatica di personale qualificato, e questo è un freno. Adesso noi abbiamo in questo momento, oggi, noi abbiamo 3 problemi non di poco conto. Uno, costo dell'energia. Ieri parlavo con un imprenditore che ha una cartiera e mi diceva: Sergio, guarda che io sono passato da una bolletta mensile di 400.000 euro a una bolletta mensile di 2 milioni di euro. Drammatico, un bilancio non ti sta in piedi su sta roba qua. 2, componentistica. Adesso è in atto a livello internazionale, no? Una sorta c'è un riequilibrio geopolitico-economico in atto, quindi noi stiamo subendo e patendo le conseguenze. 3, c'è il tema della formazione. Allora, quando capiremo che per i nostri figli forse è bene, nessuno dice non fargli fare l'università, falla, ma poi impara il mestiere, che è quello che viene richiesto. Ragazzi, io conosco aziende che hanno laureati alla reception, Michelangelo, alla reception, e prendono 1.100, 1.200. Ci sono aziende che hanno carrellisti e li pagano 2.500, 3.000, o saldatori 2.500, 3.000, cioè capite? Quindi bisogna anche lì riportare la cultura, perché il nostro è un paese manifatturiero, parliamoci chiaramente, e speriamo di continuare ad esserlo, io ne sono certo. La cultura del lavoro, di quel tipo di lavoro. È una roba che faremo sta qua, che porteremo avanti, che stiamo portando avanti con determinazione. Ci son zone più avanti rispetto ad altre zone, ma il desiderato è quello di uniformare tutto il Friuli Venezia Giulia ad un tanto. C'è ancora tanta strada da fare. Ecco, quello che io vi chiedo è: continuate a darmi, e parlo agli imprenditori presenti a questa
a questo incontro, a darci una mano, perché ne abbiamo davvero bisogno. Quello che io vi posso garantire è che stiamo cercando tutti assieme, perché guardate, queste sono sfide che non vince la politica da sola, la vince un sistema. Il sistema è fatto da politica, istituzioni, associazioni, sindacati, imprenditori, lavoratori, che tutti assieme remano verso una direzione. Noi per un periodo forse anche troppo lungo della nostra storia recente ci siamo fatti inebriare da una politica dove qualcuno ci ha fatto credere che l'uno vale uno, no? Ha fatto, per grazia di Dio, una fine no? Ingloriosa. E ritorniamo ad occuparci di competenze vere, di quelle che sono le basi del nostro Paese, e l'economia è assolutamente una di queste. Grazie. Prego Presidente Agrusti di introdurre e darci una parola di indirizzo su questa iniziativa. Innanzitutto voglio ringraziare l'assessore Bini e la dottoressa Alessia Berni per aver creato questo sistema di roadshow per facilitare la conoscenza del sistema delle imprese e dei nuovi strumenti messi a disposizione dalla legge di riforma della Regione sugli interventi in materia di impresa. È un fatto importante che deriva da un fatto altrettanto significativo, il fatto che l'assessore all'industria venga dal mondo dell'impresa gli ha consentito, lui dice, ha iniziato il suo percorso, me lo ricordo, io sono qua per imparare, in realtà aveva imparato già molto nella vita, nel suo mestiere, ha dovuto declinarlo nelle modalità a cui agisce la pubblica amministrazione, comprendendo tra l'altro anche tutte le problematiche dal campo dell'impresa verso la pubblica amministrazione, delle difficoltà che ci sono in questa relazione. Se pensiamo che ancora oggi, se un'impresa si vuole insediare in questa zona industriale, ha bisogno di 19 autorizzazioni, oltre un anno di tempo per poter sapere se può o non può ampliare il suo capannone. In più con una serie di altre strumentazioni che secondo me andranno rivisitate, l'inchiesta pubblica, tutte queste cose qua, neanche che fossimo dentro un sistema dove i soviet devono decidere la vita delle persone e delle imprese. Quindi io credo che si stia facendo molto e, come ha detto l'assessore, bisogna fare ancora tanto, perché le sedimentazioni di procedure burocratiche che hanno appesantito il mondo dell'economia delle imprese sono talmente grosse, per cui io spesso dico che la riforma burocratica in questo paese è impossibile, bisogna distruggere e ricostruire. Ecco, quindi è proprio demolitiva l'operazione che è necessaria, e in parte è quella che si sta facendo. Ecco, quindi questa è un'ottima occasione per stabilire a che punto siamo arrivati, e lo ha fatto bene l'assessore, e dove vogliamo arrivare. Ecco, io credo che dobbiamo vedere un po' i paesi che ci sono vicini. In Austria per insediare un'azienda ci impiegano 45 giorni, quindi dobbiamo anche fare in modo che la ridondanza di competenze, di timbri, di firme che sono necessarie perché uno possa lavorare sia veramente ridotta al necessario. Non dico che vada eliminata, ma va ridotta al necessario. Ecco. Per cui poi non dimentichiamoci che più lungo il processo autorizzativo, più timbri e più persone che devono mettere quel timbro, più alto è il tasso di corruzione di una nazione, perché si è sempre parlati del fenomeno corruttivo della politica, non si è andato mai a indagare pienamente, ma adesso ogni tanto si svela qual è il processo corruttivo della struttura, perché quando ci sono tanti timbri da mettere, magari c'è uno che il timbro deve metterlo prima o dopo, e lì si inseria il rischio di una collusione tra interessi non confessabili. Quindi anche questo è un aspetto non banale. La semplificazione burocratica attenua anche i rischi di corruzione nel sistema economico di questo paese. Quindi
questa agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa che la Verni sta così magistralmente gestendo, e devo dire, non le faccio degli elogi così perché siamo qua e dobbiamo dirceli tra di noi, però la Verni ha stabilito un contatto diretto quotidiano col sistema delle imprese e delle Confindustrie, e questo significa anche un rapporto diretto con la burocrazia di alto livello della nostra regione, che vive quindi direttamente quali sono le difficoltà del nostro mondo, quali sono le ansie per il futuro. L'assessore ha parlato, stiamo parlando di una visione eroica di questo tempo con gli indici di crescita che sono arrivati, ma io segnalo che ci sono dei warning molto forti che riguardano tanti aspetti. Lo shortage, la mancanza di materie prime, non solo sono schizzati i prezzi, ma non ci sono metalli, non c'è legno, non ci sono semiconduttori, quindi anche di componenti strategici, perché è facile parlare di Industria 4.0, però siccome non c'è solo il software e la nuvola, ma c'è anche l'hardware, l'hardware è fatto di quelle cose lì, in gran parte, lo sa Mascarin, per cui spesso i cicli produttivi in questo momento devono interrompersi per mancanza di componenti elettronici. D'altra parte, la follia del nostro mondo occidentale è di aver ragionato in modo corto, secondo l'opinione, che far fabbricare queste cose qua ai cinesi, prima perché avevano le mani piccole, poi perché avevano investito in tecnologie sofisticate, adesso sicuramente non sono più quelli che facevano prodotti di scarso valore tecnologico, adesso li fanno e sono di ottimo valore tecnologico, però sono diventati i monopolisti di queste produzioni. E quindi on-off, le valutazioni che fanno non sono sempre di tipo economico, ma di tipo geostrategico, come diceva l'assessore, per cui qualcuno parla di questo come il secolo cinese, lo sta diventando concretamente non con la forza dei sommergibili nucleari, ma avendo il monopolio, per esempio, delle miniere delle terre rare. Quando voi parlate di transizione verso la trazione elettrica di tutti i mezzi di locomozione, stiamo parlando di un trasferimento concreto di risorse imponenti da noi alla Cina, perché il monopolio di quelle tecnologie sono cinesi. I giacimenti di litio e di grafene per l'80% nel mondo sono cinesi. Noi eravamo in Afghanistan con le nostre truppe, loro erano lì con i cinesini che facevano i contratti per accaparrarsi i giacimenti di terre rare di litio che ci sono in Cina. Potremmo aprire una parentesi su quanto inquina l'industria del reperimento delle terre rare, perché è distruttiva dell'ambiente più di qualsiasi altra tecnologia di acquisizione di minerali, ecco, una roba distruttiva, però non ne parla nessuno, perché poi quello lì fa andare la macchinetta della Tesla, della nostra direttrice, senza rumore in giro, poi si ferma, si blocca. Però voglio dire, adesso ho fatto questa digressione, perché è importante capire dove stiamo andando e quali sono le difficoltà che ci troveremo rapidamente davanti, perché tutto questo processo di crescita può infrangersi di fronte a queste difficoltà. Il costo dell'energia. Il costo dell'energia, come diceva, è una cosa drammatica e non sappiamo se si ferma qui, perché siamo al secondo rincaro, prima del 20%, adesso del 35% perché è stato calmierato dall'intervento del governo, però dobbiamo pensare che già prima di questo e di questi fatti noi avevamo un differenziale del costo del kilowattora del 30% tra noi e la Germania, tra noi e la Francia. E questo incide sulla competitività del nostro sistema manifatturiero. Dopodiché dobbiamo anche immaginare che qua ci sia bisogno di investimenti ad alto valore aggiunto. Dobbiamo cominciare a immaginare che una serie di produzioni possono essere continuate a condizioni che si creino tutte le condizioni della competitività, ma noi non possiamo essere più solamente produttori di subfornitura. Noi facciamo il bullone, facciamo il 60% di quello che sta dentro una Mercedes, però poi la Mercedes la vendono i tedeschi,
E il goodwill, il margine sta lì, non sta sul bullone, perché noi abbiamo stipendi, possiamo dare salari di un certo tipo perché fabbrichiamo i bulloni, i freni della Brembo sono bellissimi, però sono i freni della macchina. Il margine grosso, il gross margin ci sta nella vendita della Mercedes, della BMW, eccetera. Quindi capite che anche il nostro sistema industriale deve evolvere e secondo me dobbiamo cominciare a indirizzare anche l'intervento pubblico selettivo per incentivare anche nuova impresa che sia focalizzata a produzioni ad alto valore aggiunto. Dopodiché è chiaro che siamo qua in questo ambiente magnifico. Devo dire che da quando è stata aperta la nuova fabbrica modello, questo è diventato un luogo veramente appetibile per tutta una serie di eventi. La gente vuole venire qua a parlare di impresa, di industria, di economia, perché scopre il mondo nuovo che sta nascendo qui da noi. E se c'è questa roba qui non è per una distrazione di Bini e dell'assessore all'industria. Se non ci fosse stato lui, e prima ancora l'assessore Bodonello, noi non avremmo avuto tutte le risorse per poter realizzare questo eccellente sistema di formazione esperienziale, unico al mondo, dove se voi camminate oggi qua ci sono ragazzi tedeschi, inglesi, di tutto il mondo, e ci sono soprattutto finalmente le nostre imprese. Hanno scoperto questo luogo, probabilmente dovevamo realizzarlo in questa maniera, dargli questa dimensione e dargli anche questo marketing pubblico in modo che tutti capissero cosa avevamo fatto, cosa stiamo facendo e cosa serve questa cosa qua ad ogni singola impresa, anche la più piccola, perché questo è l'obiettivo. Questa roba qua è stata fatta soprattutto per l'evoluzione nel digitale delle PMI, delle piccole e medie aziende. Certo, vengono qua anche i colossi, la Coca-Cola, però dico, ci fa piacere perché vuol dire che la reputazione di questa roba qui è molto grande, però l'aspetto strategico che abbiamo voluto realizzare qui, in sintonia con tutte le cose previste dalla nuova legge di sviluppo impresa, sono state, dentro questa cosa, dentro questo perimetro c'è sicuramente un luogo come questo che forma quel capitale umano indispensabile affinché quei microchips, quelle macchine, eccetera, possono essere guidate, gestite, sulle quali si possa lavorare con competenza. Ecco, quindi, vedete, ecco, approfitto sempre perché Bini è sempre, dice, lui riesce sempre a ottenere dal Presidente le risorse necessarie per poter. Adesso io sono qua e ti chiedo le risorse necessarie, visto che hai fatto tanto, per completare la parte vecchia, perché quello lì è un pezzo di archeologia. Siamo partiti nel 2011 come Steel Job da una cantina, ecco, più o meno una cantina che ci aveva prestato Mascherin, e adesso siamo arrivati a realizzare questa grande impresa. È rimasta la cantina, ma siccome non voglio mantenere un museo, io credo che nel bilancio del prossimo anno le risorse che ci hai sempre dato per sviluppare questa cosa qua ci aiuterai a fare in modo che anche la parte vecchia abbia il layout della parte nuova, in modo che abbia una nuova vita e un nuovo fascino, perché io sono convinto che lavorare in un posto bello è sicuramente più attrattivo, tant'è che io sono un sostenitore del fatto che le scuole professionali, che sono quelle che secondo l'opinione di tutti raccolgono gli ultimi della società, quelli che non ce l'hanno fatta a scuola, quelli che vanno a imparare subito un mestiere, devono essere le scuole più belle della città. Le scuole più belle della città. Solo così noi diamo di nuovo valore al lavoro, anche al lavoro apparentemente più umile ma straordinariamente necessario. Ecco, quindi io sarò a vostro fianco nel condividere tutto il vostro percorso, le imprese saranno sempre al vostro fianco, voi sarete al vostro fianco, anzi è meglio, perché dobbiamo rovesciare il paradigma. Quello che vi chiedo di continuare nel lavoro prezioso che state facendo di disboscamento di tutta quella palude di sottobosco che c'è nelle procedure, perché anche noi possiamo dire, come gli austriaci, ho chiesto di poter aprire un'impresa, ci ho impiegato 44 giorni anziché i 45 dell'Austria. E quando raggiungeremo quell'obiettivo, e ha ragione lui, ha bisogno di un'altra legislatura, no, dopodiché andrà a Roma, insomma, vedremo. Però
c'è bisogno di tempo, ma però bisogna avere anche su queste cose qua, come ci vuole un cronoprogramma per i bandi, no? Ci vuole anche un cronoprogramma per le action, quindi diciamo entro 3 mesi farò questo, eliminerò queste cose qua, entro 5 eliminerò queste altre cose qua, e dire qual è la deadline, il giorno 14 di luglio, scelgo il 14 di luglio del 2024, questo sarà un'altra regione di un altro paese. Ecco, io credo che questa sia non solo una speranza, debba essere l'azione che insieme, come abbiamo fatto fino adesso, che ero assessore, debba essere veramente l'azione numero 1. Vedete, l'industria, la manifattura in questo territorio è quella che ha tenuto in piedi tutto il sistema durante la pandemia. Grazie alle misure che ha messo in campo Bini, grazie a tutti i protocolli per lavorare in sicurezza e in salute dentro la fabbrica, noi anche durante i periodi peggiori abbiamo tenuto in attività, stressando tutti i codici Ateco, inventandoci delle cose per farci stare dentro anche quelli che a stento forse ci sarebbero stati. Siamo riusciti a tenere in piedi il sistema industriale e quindi l'Italia. Ecco, di questo ogni tanto gli italiani dovrebbero rendersene conto, perché poi, affascinati da Greta Thunberg, immaginiamo che la società possa vivere di cardellini, di chiocciole, di queste cose qua. Non toccate quell'erbetta, noi non tocchiamo niente, siamo per l'industria green, siamo per l'industria digitale, eccetera, ma siamo anche consapevoli che l'uomo non è un intruso della natura, no? Non siamo intrusi, ne facciamo parte della natura, e abbiamo piegato un ambiente ostile come quello dove viviamo, fatto di... Perché noi abbiamo questa idea contemplativa del mondo, no? Ma il mondo è un ambiente ostile, per sopravvivere l'uomo ha dovuto piegare la natura alle sue condizioni esistenziali, perché poi sono i terremoti, i vulcani, le alluvioni, i fulmini, ecco, cioè siamo vissuti in questo ambiente e poi abbiamo inventato il parafulmine, le case che resistono ai terremoti, abbiamo saputo scrutare i vulcani per sapere se possono esplodere, quindi sappiamo proteggerci, ecco, quindi tutto questo è stato frutto del lavoro, della scienza, dell'impresa, dell'ingegno dell'uomo che in qualche modo ha piegato la natura alle sue condizioni esistenziali. Ecco, io quando sento parlare di green vorrei sempre che ci ricordassimo che dentro il green ci siamo anche noi. Ecco, non c'è solo il lupo e l'orso, c'è anche l'uomo. Ecco, quindi questa è una cosa che non c'entrava un cavolo con quello che dobbiamo dirci oggi, ma io approfitto sempre per dire delle cose che possono sembrare distoniche rispetto al pensiero dominante. Grazie mille. Entriamo quindi nel vivo della presentazione odierna e quindi passo la parola alla direttrice generale di Agenzia Lavoro, Sviluppo e Impresa, Lidia Alessio Verni. Grazie, buongiorno di nuovo a tutti, grazie davvero all'assessore alle attività produttive e al turismo e al presidente di Confindustria Alto Adriatico e al presidente di questo consorzio di sviluppo economico locale. Anche di Pordenone Legge, di qualcosa. E anche di Pordenone Legge, di altre cose, per averci insomma... Come hai scritto tu, hai detto. Potevo un po' per avere veramente, diciamo così, per averci dato un segno di riscontro di positività rispetto alle attività che stiamo cercando di mettere in piedi. Come avete capito, Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa fa parte della catena produttiva, mi viene da dire così oggi, essendo in questo luogo così intriso di industria, di manifattura e di impresa, facciamo parte della catena produttiva delle politiche pubbliche. E in questo momento l'assessorato e la direzione centrale ci hanno dato l'incarico di collaborare alla progettazione e, diciamo così, alla commercializzazione di quello che è il prodotto che mettiamo a disposizione, che sono strumenti per le imprese. E questo non è una cosa semplice nel nostro sistema, perché oggi le opportunità sono veramente tante, molte di più che in passato, molte di più di quando appunto mi trovavo anche a lavorarci più da vicino, molti anni fa. E quindi era più facile all'epoca per le imprese essere in grado di coglierle, perché uscivano molto periodicamente, diciamo meno opportunità, ed erano ampiamente attese e anche molto simili di volta in volta a quello che si era fatto l'anno precedente. Oggi
io direi anche per fortuna, non è così, ci sono molte più opportunità e sono molto più adeguate anche ai fabbisogni delle imprese, sono più settoriali, sono più articolate, sono più diciamo gestite anche da più soggetti interni all'amministrazione regionale, delegati dall'amministrazione regionale, ma anche soggetti che non fanno parte del sistema regionale direttamente, no? Abbiamo tante iniziative ottime e interessanti portate avanti dai cluster stessi, abbiamo tante iniziative autonome delle camere di commercio territoriali, così come anche delle rappresentanze datoriali oppure anche del sistema della cooperazione, per esempio ci sono delle linee sulle start-up. Quindi oggi è più difficile essere sempre aggiornati su quelle che sono le opportunità, ma allo stesso tempo sarebbe molto più ricca, è molto più ricca l'offerta. Ecco, il nostro ruolo è quella di presentare questo, chiamiamolo questo prodotto, che secondo noi è veramente un prodotto distintivo del Friuli Venezia Giulia, che altre regioni non hanno e non hanno neanche quella capacità di sistema di renderlo immediatamente fruibile alle imprese. E noi su questo abbiamo avuto delle importanti testimonianze e mi viene da ricordare, Assessore, proprio quella di OAI, che poi è insediata in questa area industriale, qualche settimana fa, anzi qualche giorno fa, ci ha affiancato in una conferenza stampa con la stampa estera per far conoscere il Friuli Venezia Giulia come destinazione per gli investimenti, e devo dire che, avendo un'esperienza di insediamenti in tante diverse realtà nazionali, ha ricordato che il Friuli Venezia Giulia le ha dato una risposta come sistema che assolutamente altri territori non hanno. E io che ero lì un pochino a fare diciamo da testimonial per il sistema regionale, sapevo benissimo quali colleghi si erano occupati di quali aspetti, ero davvero orgogliosa che lo potessimo far conoscere a una platea più ampia. Tutte queste opportunità però, quanto più l'impresa è piccola e quanto più è impegnata nella sua attività, tanto più rischia di perderle di vista. Quindi noi siamo qui fondamentalmente per questo. Siamo qui per spiegare che cosa c'è, aiutarvi a sbobinarlo e quindi prendere noi quell'investimento di tempo che va nella lettura e nell'analisi e nella decisione se è una buona linea per le vostre necessità, e siamo qui anche in questo rapporto di ascolto per poi magari riferire ai colleghi del gruppo dirigente che c'è questa ulteriore necessità, che c'è questa a particolare che si può ancora potenziare, che ci sono delle richieste, e quindi cerchiamo di mantenere aperto un canale di comunicazione. Con la direttrice Uliana si è detto, proprio all'indomani dell'attuazione e dell'approvazione della legge sviluppo impresa, attendiamo, no, Assessore, l'uscita dei regolamenti in modo che possiamo poi dare una visione complessiva di un prodotto che è già sul mercato, anziché una legge che al primo momento chiaramente necessita di un movimento molto ampio e di un'attività molto complessa per andare poi in ciascun ramo di attuazione. E oggi con il dottor Filippo e il dottor Quaglio vedremo un aspetto molto specifico e pregiato di questa riforma, che riguarda un ulteriore passo che è stato fatto nella semplificazione. Quindi questo non ve lo voglio spoilerare, però sarà l'approfondimento che i colleghi ci prestano. Io voglio darvi qualche consiglio basico che però non tutte le imprese percorrono. Primo, iscriversi ad Avvisami, è una cosa che sul sito della regione non tutti la usano, non tutti la conoscono, noi non ci stanchiamo mai di ricordarlo, così come ricordiamo ai nostri colleghi di usarlo. Quando esce un bando gli ricordiamo di pubblicarlo su questo canale. Voi vi iscrivete sulla home page della regione, vi arriva la mail che vi avvisa che è uscito il bando. Cosa banale, però al giorno d'oggi ce ne sono talmente tante di opportunità che avere questa sintonizzazione immediata è importante. Secondo, iscriversi alla nostra newsletter, ovviamente, che vi dà in questo momento la possibilità di essere avvisati di tutte le iniziative e che usiamo con parsimonia, devo dire, perché sappiamo che tutti ricevono molte newsletter, anche importanti per il loro settore. La nostra fondamentalmente vi avvisa se stiamo facendo delle iniziative come questa. Scusami Prego. se ti interrompo, perché può Vai. esserti utile. Anche io avevo sperimentato in Confindustria che noi mandiamo un sacco di mail e si perdono le tante mail. Quindi ho deciso che le informazioni sensibili ho creato la lettera rossa. È una lettera segnata di rosso con 3 pallini con lo stemma in rosso, e quella lettera lì gli imprenditori sanno che devono assolutamente leggerla, perché sono poche in un anno,
ma sono quelle fondamentali in determinati momenti per far passare un'informazione o dare delle notizie che sono assolutamente indispensabili. Perché tutti abbiamo questo problema, un pochino trascurato, cioè chi di noi non riceve 40, 50, 70, 80, 100 mail al giorno o WhatsApp, Telegram, quant'altro. Quindi è proprio questo il tema, cioè cercare, noi siamo fisicamente alla ricerca di semplificarvi il lavoro di individuazione di quali sono le migliori opportunità. Quindi questi sono i primi strumenti, diciamo, informatici. Ma poi chiaramente monitorare il sito regione, monitorare il sito agenzia, ma poi soprattutto quello che cerchiamo di mettere a disposizione è proprio il contatto con una persona, con un gruppo di persone che possono guardare al vostro progetto e aiutarvi a individuare quali sono i canali migliori di supporto. Quindi è semplicissimo, o compilare un form sul sito dell'agenzia, che è www.lavoroimpresa.fvg.it, oppure telefonare direttamente allo 040 377 2491, oppure direttamente in queste occasioni prendere un appuntamento con il nostro desk. Infatti oggi iniziamo una presenza nei consorzi di sviluppo economico locale che sarà periodica, proprio con le persone di Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa, che prenderanno gli appuntamenti tramite insieme ai consorzi per essere qua fisicamente a parlarne con voi, senza la necessità quindi di venire nei nostri uffici, che per adesso ovviamente sono a Trieste, in parte su Udine, ma non abbiamo un'organizzazione così diffusa o capillare, ma siamo appunto noi a venire nei posti dove c'è l'impresa. Questo lavoro non lo facciamo da soli, perché quello che oggi c'è nel sistema è che tante organizzazioni in realtà si occupano di questo. Quello che io vi dico non è un qualcosa che non fa anche in parte un'associazione di categoria o un cluster, informarvi sulle opportunità. Quindi noi abbiamo detto, mettiamo un po', cerchiamo di lavorare insieme, perché noi per esempio conosciamo molto bene tutto il pacchetto di agevolazioni fiscali della regione, che non tutte le imprese usano. Quanti sanno che esistono delle agevolazioni IRAP che non sono neanche aiuto di Stato, che non vi intaccano il de minimis, che magari ne avreste diritto facendo un conteggio? Quanti sanno che ci sono dei posti della regione dove ti insedi e non pagherai mai l'IRAP? Quindi tutta una serie di cose. Noi conosciamo bene queste, ma magari il sistema delle associazioni conosce bene altre misure o altri strumenti o li mette in campo. Quindi abbiamo creato un team, il team per la ripresa, che vi dà un affiancamento completo e non si limita a darvi l'informazione, ma vi accompagna poi anche all'interno della procedura. Questo è contiguo all'attività che poi può farvi un consulente professionale e preso per il vostro singolo progetto, che magari vi scriverà, che ne so, il progetto di ricerca dettagliato, ma è un'attività che vi consente di intanto individuare qual è la linea che c'è o che sta per uscire sulla base del calendario dei bandi ed essere pronti a cogliere questa opportunità, aver capito già dove si clicca, dove si inserisce e quale è l'opportunità che avete. È un momento, come ricordava l'assessore, che prelude, diciamo, questo è un momento in cui si stanno per avviare tutta una serie di progettualità. Siamo nell'apertura del ciclo di programmazione europea, siamo nell'apertura del ciclo del PNRR, che comunque arriverà ai territori, e siamo anche in una fase in cui appunto queste normative regionali molto importanti come la legge sviluppo impresa entrano nella fase diciamo nel picco, diciamo, della loro attuazione. Quindi è assolutamente importante che l'azienda curi i suoi progetti nel cassetto in qualche modo, li strutturi, li tenga pronti per poi capire qual è l'opportunità migliore, il canale migliore, ricordando che abbiamo anche un sistema di accesso al credito costantemente accessibile e pronto. Voglio però ricollegarmi anche a un elemento che è emerso negli interventi precedenti. Non c'è solo il tema degli incentivi oggi, c'è veramente il tema della ricerca del personale, su cui cerchiamo sempre di mettere in contatto con gli uffici della regione che fanno un'attività di scouting per le imprese, e c'è un tema anche di poter conoscere altre imprese per progettualità, per collaborazioni o anche semplicemente per capire quella parte di mercato in che direzione va. E questa è una cosa che ci è stata chiesta molto dalle imprese
e su cui stiamo cercando di dare una risposta organizzando delle iniziative di confronto. Una di queste sarà la settimana delle start-up innovative che faremo nelle prossime settimane. Durante il lockdown ci sono stati molti momenti di confronto e forse è stato un momento in cui tutti abbiamo raccolto molte idee nelle imprese, ma anche nella pubblica amministrazione, per capire che cosa avremmo fatto dopo, quali sarebbero state le strade. E mi piace ricordare che in quel periodo abbiamo seguito un'impresa che era la Cortem, che stava cercando appunto nuovi prodotti anche per l'emergenza sanitaria, nuove collaborazioni, e aveva veramente sintetizzato qual è il punto, almeno a mio avviso. Diceva: noi comunque operiamo nell'incertezza, si sente di più nel Covid, nell'emergenza, ma c'è sempre l'incertezza di mercato, l'incertezza delle variabili, e oggi c'è parecchia incertezza su molte cose, che oltre all'emergenza, che speriamo fortunatamente stia esaurendosi, ma abbiamo il tema delle materie prime, eccetera. Operiamo in questo ed è anche parte del nostro valore aggiunto, perché è nel mercato, nell'incertezza del mercato, che si crea anche l'opportunità. E quindi che cosa ci serve? La flessibilità ed essere inclusi in un sistema, cioè avere una rete in cui trovi alcune risorse e che fanno un po' da accompagnamento dentro questa incertezza. Ecco, noi stiamo cercando di interpretare questi due elementi e la flessibilità è assolutamente il primo elemento della semplificazione, perché altrimenti continueremmo a fare sempre le cose nello stesso modo. Sulla semplificazione, ma direi di più sulla modernizzazione, l'assessore ci ha dato un indirizzo forte per uno dei pilastri di questa legge sviluppo impresa. Quindi vengo un po' a concludere il mio intervento. Nella legge sviluppo impresa, che oggi iniziamo a presentare nelle sue varie articolazioni, c'è un intero pilastro che è stato dedicato alla modernizzazione del sistema economico regionale, che è un qualcosa che si distingue e accompagna la semplificazione. È l'idea che debbano entrare nuove energie nel sistema e che dobbiamo tutti imparare a fare le cose in maniera anche radicalmente diversa. E su questo ci sono degli elementi forti nella riforma. Sulla digitalizzazione inizierete a trovare in tutti i bandi delle priorità significative per chi fa alcune cose nella digitalizzazione, perché abbiamo iniziato a distinguere tra l'acquisto del computer o l'aprire il sito di commercio elettronico e invece chi fa additive, chi fa lean, chi fa tutta una serie di operazioni legate alla servitizzazione tramite la digitalizzazione, cose che dette in questo ambiente insomma si spiegano quasi da sole, no? Però si sta cercando di spingere con delle priorità su quella parte della digitalizzazione che è quella che può far fare un passo avanti soprattutto nella manifattura. C'è poi un tema sulle imprese giovanili, è stato già emanato il regolamento, molto importante, ne parleremo forse penso nei prossimi incontri, e il bando è in fase di apertura. C'è un'apertura forte sulla capacità di prendere fondi anche da altri sistemi, anche dal sistema privato, e quindi il crowdfunding entra in questa legge su un indirizzo specifico dell'assessorato, proprio per dire: le nostre imprese devono sì guardare agli incentivi regionali, nazionali, comunitari, ma devono essere anche aiutate a presentarsi in piattaforme di crowdfunding, in altre forme di partenariato e di finanziamento anche privato. Tutti strumenti che noi, essendo in un sistema molto diciamo ricco, diciamo la verità, abbiamo un sistema anche di accesso al credito piuttosto importante, abbiamo anche una finanziaria regionale che accompagna molte imprese. È chiaro che la regione, il tessuto produttivo regionale ha meno bisogno di guardare all'esterno, invece questo oggi va coltivato sia come risorse nazionali che come risorse aggiuntive. E infine, come si ricordava prima, il calendario dei bandi, una cosa che è assolutamente fondamentale per guidare l'attività delle imprese, fa parte del pacchetto della modernizzazione e Assessore anticipa anche l'obbligo che è stato poi inserito da quanto ho visto nei regolamenti comunitari per la prossima programmazione, quindi in qualche modo la Regione fa anche da anticipatore su queste linee. Il nostro obiettivo è quello quindi di presentare, di rendere fruibile e di aiutarvi nell'utilizzo di tutte queste strumentazioni attraverso persone altamente qualificate
in un team che comprende anche le rappresentanze dei centri di assistenza tecnica, artigiani, commerciali e delle Confindustrie e dell'Associazione Piccole Imprese. Su questo gruppo di persone costruiamo una formazione comune e quindi investiamo noi in modo da poi poter accompagnare l'impresa risparmiandogli quel tempo di approfondimento. Su questa, diciamo, chiudo soltanto ricordando che dai contatti che noi abbiamo con le imprese emerge anche una cosa secondo me molto significativa e diversa dal passato. Noi lavoriamo anche per attrarre nuovi investimenti in Friuli Venezia Giulia, cioè quello che vogliamo portare internamente alle nostre imprese chiaramente lo mostriamo anche come attrazione su Friuli Venezia Giulia, e molto di più che in passato sono le stesse imprese regionali che ci stanno presentando dei loro partner che sono interessati a insediarsi in Friuli Venezia Giulia, a rinsaldare la collaborazione, e quindi credo che questo sia anche un tratto di modernizzazione, cioè l'apertura anche a portare nuova impresa che non viene vista come appunto competizione, ma come spostamento di parti di catene del valore che poi qui crea indotto e crea occupazione. Quindi vi ho voluto dare un po' una panoramica, vi invito a prendere contatto con noi, a utilizzare il desk, vi daremo il calendario anche delle presenze qui su questo consorzio, come al NIP, come negli altri, e do adesso la parola a Roberto Filippo prima. E scusiamo l'assessore che ha un impegno oggi in consiglio in aula. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Do quindi la parola al dottor Roberto Filippo, che è direttore del servizio Industria e Artigianato, che va un po' a descriverci queste due innovazioni estremamente disruptive, secondo me, che sono state introdotte nella normativa incentivante. Sì, grazie. Un saluto a tutti i presenti e ai collegati telematicamente e un ringraziamento anche per questa opportunità di presentare alcuni articoli molto importanti perché riguardano un tema difficile da affrontare, che è quello della semplificazione, no? Si parla tutti i giorni, sburocratizziamo, semplifichiamo. In realtà non è facile perché ci sono certe procedure che si sono stratificate nel tempo, c'è una certa resistenza da parte di chi opera e quindi innovare nella pubblica amministrazione non è mai semplice, però noi ci abbiamo provato e diciamo che in buona parte, poi vedremo i risultati, no? a fine anno, però secondo me diciamo, le prospettive sono buone. Ecco, diciamo in generale quando si parla di semplificazione, noi diciamo è un termine che poi contiene dentro di sé diversi aspetti, no? Perché abbiamo una semplificazione di tipo organizzativo, di tipo normativo, di tipo procedurale. Ecco, di tipo organizzativo faccio un esempio semplice, ad esempio una funzione che prima veniva data a 4 o 5 uffici viene unificata e attribuita a un ufficio unico in modo da avere un centro di responsabilità amministrativa unico, evitando quindi i rimbalzi di responsabilità che molto spesso ci sono, e anche consentendo in questo modo di avere un interlocutore unico per l'utente, no? Quindi questo può essere, per fare un esempio. Semplificazione normativa, anche lì, fare testi unici, fare leggi organiche, perché ci sono molto spesso gli operatori commercialisti che ci dicono ma dov'è la norma? Ma perché? Perché certe norme, certi settori, turismo, artigianato, cioè sono sparpagliati molto spesso in 15 leggi, 13 regolamenti, 1000 circolari. Quindi una semplificazione di tipo normativo passa per l'individuazione possibilmente di un unico contenitore in cui ci sono tutte le regole del gioco, in modo tale che poi non sia disorientato l'operatore, no? Sa che c'è quello strumento, va lì e quindi diciamo che questa può essere. Poi, sentendo anche le parole dell'assessore, sicuramente il linguaggio normativo deve cambiare perché, come diceva lui all'inizio, doveva chiedere una volta, capiva un po', 2 volte, capiva un po' di più. In realtà le norme dovrebbero capirsi subito, cioè
una buona norma è una norma che non ha bisogno di essere interpretata in 5 modi diversi, deve avere un'interpretazione unica e deve avere anche un linguaggio semplice, no? Senza dover andare dal commercialista, dal consulente per capire la portata di quella norma. Procedurale, anche questa, la semplificazione procedurale è quella che mira a togliere tutte quelle fasi, quelle sottofasi, tutto quello che è inutile per un procedimento. Quindi quello che si può togliere è bene togliere. Ed è quello che abbiamo fatto con gli articoli 27 e 28, no? E che quindi sono articoli che a pieno titolo possono rientrare nell'ambito della semplificazione procedurale. Quindi possiamo quindi andare a vedere, ecco, diciamo le singole norme. Diciamo che la prima norma è una norma di tipo programmatico e sostanzialmente da questo, diciamo, dice che devono essere improntate tutte le procedure al principio di semplificazione, che deve passare attraverso non la richiesta di documentazione, ma la richiesta di dichiarazioni sostitutive, autocertificazioni, e anche utilizzo massivo della telematica. Ecco, se pensiamo a quello che succedeva 10 anni fa con la domanda di contributo scritta a mano, spedita con raccomandata e ricevuta di ritorno, si è passati a un sistema, diciamo, più moderno con PDF che viene compilato e spedito via PEC. Adesso abbiamo passato ulteriormente questa fase e si andrà sempre di più verso questa, diciamo, modalità, per cui c'è una piattaforma informatica dedicata a una o più linee, quindi l'interessato va dentro, si accredita con SPID oppure con la carta d'identità elettronica, si accredita e entra, compila quello che deve compilare, poi con semplice clic, senza fare nessuna PEC, la domanda va subito all'ufficio competente. Ecco, anche queste sono semplificazioni perché fa perdere meno tempo e anche c'è anche, diciamo, la possibilità di fare meno errori, perché adesso questi moduli sono molto automatizzati, no? Guardavo l'altro giorno un modulo su una linea che dovrebbe uscire, anzi no, uscirà il 15 ottobre sui brevetti, e lì sostanzialmente basta mettere il codice fiscale e si autogenerano tutta una serie di altre informazioni che l'impresa quindi non deve andare a scrivere, quindi indirizzo, nome dell'impresa, codice Ateco, tutte cose che vengono automaticamente prelevate dal registro delle imprese. Quindi questa sembra una cosa banale, ma non lo è, perché si evitano errori. Quindi tutto quello che l'impresa non deve digitare viene automatizzato. Su quelle informazioni lì siamo sicuri che non ci sono errori, perché sono prelevati direttamente dal registro delle imprese. Quindi l'uso della telematica e della modulistica telematica senz'altro è stato un elemento di forte semplificazione. Guardando poi il comma successivo, che è il vero cuore della riforma, ecco, il comma 2 di questo articolo 27 diciamo, introduce una procedura veramente innovativa, ma in senso proprio, non dico rivoluzionario perché è magari una parola troppo forte, ma traccia un solco veramente profondo rispetto alla procedura ordinaria. Ecco, dobbiamo un attimino fare un po' com'è fatta oggi la procedura ordinaria, quella che utilizziamo in modo quasi esclusivo. Cioè l'impresa presenta una domanda di contributo prima di fare l'investimento e l'ufficio fa l'istruttoria che si conclude con un decreto di concessione, se tutto va bene, ci sono tutti i presupposti. Si chiude così la prima fase. C'è poi l'investimento e si apre la seconda fase con la presentazione della rendicontazione, quindi bonifici, diciamo, fatture, eccetera, eccetera. E l'ufficio a questo punto fa un'altra istruttoria sulla rendicontazione e fa poi la liquidazione e l'ordine di pagamento al tesoriere. Queste due fasi, ed è questo che dice il comma 2, vengono unificate. Cioè invece che due fasi, invece che due istanze, un'istanza unica. Quindi l'impresa prima fa l'investimento. Una volta concluso l'investimento,
se l'investimento ha tutte le caratteristiche previste per la linea contributiva, presenta non solo la domanda, ma anche subito la rendicontazione con tutte le fatture e tutti i bonifici, le relazioni, tutto quello che è necessario. Dall'altra parte, il soggetto che gestisce il soggetto amministrativo fa un'istruttoria sola anziché due e fa un provvedimento solo anziché due. Quindi, come vedete, c'è una concentrazione di fasi e quindi i tempi si contraggono, perché poi la finalità di questa semplificazione è quella di non solo di ridurre gli adempimenti, perché sappiamo che il tempo è denaro, non si può stare 5 giorni a compilare una domanda di contributo, ma serve anche a dare immediata liquidità all'impresa, perché queste procedure, una volta che l'impresa presenta la domanda di rimborso, credo che nell'arco di 40-45 giorni, poi dipende anche dal canale contributivo, però non stiamo parlando di mesi o di anni, stiamo parlando di giorni. Quindi in pochi giorni con questa procedura l'impresa, una volta che presenta le fatture, la richiesta di rimborso, avrà il bonifico sul conto corrente. E di questi tempi, diciamo, non è poca cosa, perché soprattutto in questo periodo storico innestare, diciamo, liquidità nel tessuto imprenditoriale è quanto mai, in modo rapido, è quanto mai necessario. E quindi il comma 2 individua quali sono queste procedure. Sono tutte procedure sostanzialmente che sono oggi gestite dal CATA, quindi sono procedure che riguardano le imprese artigiane, sono microinterventi, ma diciamo che questo è un punto di partenza, non di arrivo. In futuro, diciamo, questa modalità potrebbe essere estesa anche ad altri procedimenti. Molto spesso ci viene chiesto, ma questa modalità dove uno presenta subito domanda e rendiconto e ottiene il bonifico in 40 giorni, 50, si può fare per tutti i contributi o si possono fare solo per certi contributi che hanno certe caratteristiche? Non si può fare, ecco, la risposta è che non si può fare per tutte le linee contributive, ci devono essere certe condizioni. Intanto deve essere una procedura a sportello, no? Cioè le procedure a graduatoria dove magari c'è la valutazione di un comitato, non si presta a questo tipo di procedura accelerata. Deve essere in de minimis o comunque un regime di aiuti che ti consente di presentare la domanda quando hai già effettuato tutto l'investimento. Quindi ad esempio con i regolamenti in esenzione non si può fare questa procedura perché con i regolamenti di esenzione devi prima fare la domanda e dopo l'investimento. Devono essere microinterventi, ipotizziamo 100-150 mila euro di investimento, perché per gli investimenti più grossi è raccomandabile, diciamo, la procedura ordinaria per tutta una serie di ragioni. E un altro elemento molto importante, l'impresa deve avere garanzia che nel momento in cui fa l'investimento ci sia la misura in piedi, sia finanziata. Quindi se io incomincio oggi a fare l'investimento che siamo in ottobre e va a scavalco dell'anno, quindi lo finisco in aprile, devo essere sicuro che in aprile la linea sia finanziata, che non ci sia quindi questo effetto di spiazzamento. Come si è risolto questo? Nel regolamento, e poi lo prevederemo anno dopo anno sui vari strumenti regolamentari, è previsto che il canale o i canali che vanno con questa modalità sono finanziati non solo nell'anno corrente ma anche nell'anno successivo. E quindi l'impresa ha un orizzonte temporale su cui può contare per quanto riguarda la copertura finanziaria, no? Quindi questo è molto importante. Quindi diciamo, questi sistemi semplificati devono comunque dare questo tipo di garanzia, perché altrimenti l'impresa si potrebbe trovare poi spiazzata. Ecco, diciamo che non abbiamo fatto un salto nel buio, perché a dire la verità questa modalità semplificata l'abbiamo già sperimentata anni fa con le mostre fiere, quindi con certi microinterventi che hanno avuto esito positivo con soddisfazione dell'impresa, perché all'impresa interessa pochi adempimenti, il minimo, e ottenere la liquidità il più presto possibile. E questo tipo di procedura va in questa direzione.
Ecco, poi il comma 3 dell'articolo semplicemente autorizza l'amministrazione ad adeguare i regolamenti per utilizzare questa modalità, cosa che abbiamo fatto proprio rapidamente, perché sviluppo imprese di febbraio, ad aprile già c'erano i regolamenti e quindi verso la fine di aprile, esattamente il 22 aprile, si sono aperti tutti questi canali che vanno con questa nuova modalità. E quindi abbiamo esteso quello che prima facevamo su 2 canali, l'abbiamo esteso ad altri 7-8 canali e nulla ci vieta in futuro di estendere, laddove ci sono le condizioni, ad altri canali. Ecco, diciamo che questo per quanto riguarda l'articolo 27. L'articolo 27 poi contiene un'altra misura che noi chiamiamo super semplificata, è un procedimento sostanzialmente automatico. Allora, sostanzialmente per i contributi sotto i 5.000 euro è sufficiente presentare la domanda di contributo, senza allegare documentazione, senza allegare, al massimo può essere richiesta una dichiarazione sostitutiva, ad esempio sul de minimis. Diciamo che questa norma è stata fatta su situazioni che si sono già verificate, mi spiego meglio. Questa norma è di febbraio 2021, ma in realtà già nell'estate scorsa con i ristori si è fatto così. Cioè sostanzialmente all'impresa era sufficiente avere un codice Ateco particolare, specificato, e questo era quanto era necessario e sufficiente per ottenere il contributo, non servivano altre cose. Quindi con questa norma sostanzialmente si è in qualche modo cristallizzato, normato qualcosa che nella realtà già era accaduto in un regime emergenziale. Questo però si può fare per i piccoli contributi perché è una deroga alla legge sul procedimento, no? Che invece richiede sempre di rendicontare. Veniamo, ecco, per concludere poi l'articolo 28, ecco, l'articolo 28 più che una semplificazione direi che è un vantaggio che viene dato alle imprese, nel senso che con questa norma è possibile presentare domande di contributo su spese fatte fino al 1° gennaio dell'anno precedente alla presentazione della domanda, quindi si può andare molto indietro. Quindi se io presento la domanda oggi, posso anche mettere sulla domanda una spesa che ho effettuato il 1° gennaio 2020. Quindi si va indietro nel tempo, lo si può fare se il regime comunitario me lo consente, quindi sul de minimis posso farlo, su altri regimi di aiuto che non ti consentono spese retroattive rispetto alla domanda, non si può fare questo tipo di ragionamento. E diciamo che per tutti i canali su cui è applicata la modalità semplificata, c'è su quasi tutti i canali, tranne 2 credo, c'è la possibilità appunto di presentare la domanda di contributo con spese vecchie, con spese fino al 1° gennaio 2020. Ecco, diciamo che queste sono le 2 semplificazioni introdotte dalla legge 3 del 2021. Adesso vedremo a ottobre, quando si chiudono questi canali, se c'è stata una risposta positiva da parte delle imprese, magari dopo vedremo col dottor Quaglio, che è il direttore del CAT, appunto, che gestisce queste linee, perché se l'effetto è positivo, al netto della situazione economica, perché un effetto frenante sugli investimenti sicuramente è determinato anche dalla difficoltà di avere delle forniture su certi componenti, su certi macchinari, no? Tant'è che le imprese ci hanno anche chiesto di prorogare, anziché il 31 ottobre, perché questi canali si chiudono il 31 ottobre, ci hanno chiesto un mese in più, proprio per poter poi ammettere a contributo macchinari che stanno arrivando proprio in questi giorni, no? Quindi diciamo che queste sono le cose essenziali su questi 2 articoli, ecco. Sulla semplificazione, adesso vediamo a ottobre qual è la risposta, quante domande saranno pervenute. Di sicuro rispetto alla procedura precedente, man mano che arrivano queste domande si liquidano subito rispetto a quanto avveniva prima. Ecco, diciamo che queste sono le linee essenziali, chiaramente se poi ci sono delle domande specifiche rimango a disposizione. Grazie al dottor Roberto Filippo. Prego.
Grazie, invitiamo anche a chi ci sta seguendo da... Grazie Presidente, arrivederci. Arrivederci. Ringraziamo Volevo e- aggiungere una cosa solamente per Sì? focalizzare anche a beneficio del Presidente. Quello che è interessante è che molte innovazioni sono sempre nate nel settore artigiano, dove diciamo, se voi se siete riusciti a seguire, perché è una cosa di estrema articolazione, non dico complessità, ma qui abbiamo fatto in pratica una sperimentazione, un prototipo e adesso la stiamo ampliando ai vari settori. Venirlo a raccontare oggi qui, che è un mondo più, diciamo, un consorzio dove forse è più rappresentata l'impresa industriale che l'impresa artigiana, è perché comunque molto spesso queste innovazioni che sono nate in questo ambito, poi siamo riusciti anche a trasferirle sulle linee più diffuse. Quindi i concetti sono due: uno, spendo e mi pagano subito, non devo fare la domanda e poi rifare la domanda per la liquidazione, e due, posso spendere anche prima e mi riconoscono retroattivamente. Questo tra l'altro è un elemento che più volte anche le aziende che parlavano con noi ci avevano detto: cercate di metterlo, ed è una frasetta, ma è una grande deroga che si apre rispetto a un sistema che ovviamente normalmente non funziona retroattivamente. E quindi anche la capacità, dico, della Direzione Centrale Attività Produttive di raccogliere il buono, diciamo, dell'emergenza, che è stata questa operazione dei ristori veramente, veramente immediata e esemplare, direi, e poi tradurla anche nelle linee ordinarie. Prego, Alessandro. Grazie mille. Grazie, prendo soltanto solo un attimo la parola per ricordare a chi ci sta seguendo da remoto che, come abbiamo già scritto nella chat, possono scrivere le loro domande e noi le riferiremo ai relatori in sala, che potranno rispondere direttamente. Grazie. Prego, Alessandro Quaglio, direttore Cata. Grazie mille, Artigianato grazie FVG. anche da parte mia, chiaramente ai colleghi, Agenzia Sviluppo e Lavoro, per l'opportunità che ci dà oggi, e al dottor Filippo appunto per questo assist che mi ha dato oggi per introdurvi i canali contributivi CATA, che, come diceva il dottor Severni, sono chiaramente riferiti al mondo artigiano. Qui siamo un po' in una sede un po' diversa, perché siamo più sulla veste di Confindustria, quindi strutture, insomma imprese un po' più strutturate, quindi in qualche maniera oggi vi facciamo vedere sostanzialmente cosa succede poi nel piccolo per poi trasferirlo poi nel grande. Alcune note, quindi parlavamo prima di semplificazione con l'assessore, con il dottor Severni e con il dottor Filippo. Ecco, questa è una semplificazione spicciola che abbiamo fatto dei nostri canali contributivi. Il testo unico sul quale poi andiamo a fare la Bibbia, su cui andiamo poi a concedere o non concedere determinati contributi, l'abbiamo riassunto in un foglio A4, quindi qui avete sostanzialmente a colpo d'occhio cosa effettivamente fa CATA e quali sono le attività chiaramente messe a disposizione della Regione con il canale delegato. Per chi poi vedrà da casa o comunque qui in sala, c'è un QR code in alto a destra, quindi diciamo qui inquadrando col proprio smartphone e con la fotocamera e il QR code si riesce a scaricare tutte le slide esplicative di tutti gli interventi, proprio perché oggi non riusciamo a dare sostanzialmente un'informazione capillare e completa. Quindi chi ha voglia, chi avrà modo, assolutamente è tutto a disposizione. Proprio nell'ottica della semplificazione, anche qui, come diceva bene il dottor Filippo prima e anche l'assessore, cosa è successo? Le imprese chiedono sempre una schedulazione dei canali contributivi. Ecco, noi quest'anno, grazie poi anche alla sensibilità del dottor Filippo, con il quale insomma, abbiamo un rapporto quotidiano nell'attività di scrittura del testo unico, ha colto l'opportunità anche qui in questo caso di mettere a regime che da quest'anno, cosa che invece non c'era nel passato, abbiamo una cadenza fissa ogni anno per l'apertura dei contributi per quanto riguarda il settore artigiano, quindi sai 31 marzo, 31 ottobre. Quindi anche qui nell'ottica appunto di fare in modo che le imprese possano pianificare gli investimenti, perché gli imprenditori sono quello che chiedono. Noi incontriamo come l'Agenzia Sviluppo e Lavoro, il nostro ufficio non è un ufficio dove sostanzialmente si possa pensare aspettiamo supinamente le pratiche sperando che qualcuno ci faccia le domande. Andiamo un po' a cercarcele sul territorio, cosa che invece nel passato questa cosa non avveniva. Ed è molto apprezzato dalle imprese perché in qualche maniera, soprattutto in questo periodo dove c'è un rapporto quotidiano che con l'Agenzia di Sviluppo e Lavoro in cui insomma, lavoriamo in team per
comunque supportare le imprese. Questo porta sicuramente un beneficio, perché abbiamo visto che le imprese, da quando esistiamo, quindi 2012 ad oggi, le domande sono veramente esplose, perché segniamo ogni anno sempre dei moltiplicatori importanti. Siamo passati da circa 200 domande nel 2013, l'anno scorso abbiamo processato 1850 domande, quindi vuol dire che in qualche maniera la bontà dello strumento diciamo, è interessante ed è sicuramente importante per le imprese. Sempre nell'ottica della semplificazione, che qui siamo stati un po' precursori, come dicevamo prima, dei passi che adesso l'amministrazione regionale sta facendo, perché l'artigianato insomma, ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, perché abbiamo detto cerchiamo di semplificare ulteriormente andando vicino all'imprenditore, quindi togliendo e semplificando moltissimo la presentazione di domanda, perché come diceva il dottor Filippo non c'è più una domanda con preventivo e poi una rendicontazione dopo 12 o 24 mesi che chiaramente spostava in avanti la liquidazione del contributo, ma ad oggi sostanzialmente si presenta la domanda con contestuale rendiconto, quindi le spese arrivano fino a gennaio 2020 in questo caso, quindi andiamo indietro fino all'anno precedente, alla data in cui sostanzialmente è la data di apertura come quest'anno. Il prossimo anno, 2022, si andrà indietro fino a gennaio 2021. La cosa importante qual è? È che comunque in ogni caso è stata pianificata anche per evitare che un imprenditore facesse un investimento e bucasse l'investimento perché non riuscisse ad avere ad esempio la materia prima o l'attrezzatura e quindi presentasse domanda l'anno successivo. Noi pianifichiamo ogni anno l'apertura dei canali contributivi dell'anno successivo, quindi nel 2021 abbiamo già detto nel 2022 cosa apriremo, quindi attualmente rimangono per il 2022, al netto di eventuali modifiche solo migliorative, gli stessi canali che abbiamo quest'anno li avremo l'anno prossimo. Quindi cambierà solamente la dotazione del fondo, insomma, che speriamo sia più importante. Altra cosa importante è la possibilità da quest'anno anche qui di cumulare i contributi CATA con agevolazioni nazionali e nonché anche quelle agevolazioni che possono riguardare il credito d'imposta, ad esempio l'industria 4.0, quindi molte imprese diciamo, più strutturate lo fanno, più manifatturiere, altre invece chiaramente non hanno questa opportunità e quindi molto interessante. Quindi pur dicendo, essendo in casa Confindustria, ecco, lo sforzo che insomma, vi chiedo di fare è in qualche maniera di informare anche la filiera con i quali voi avete a che fare tutti i giorni, perché se siete imprese strutturate e non siete artigiani, chiaramente questa attività qui o questi contributi non ne beneficiate, però sicuramente avete a che fare con imprenditori vicino a voi che sono a volte vostri fornitori e vostri clienti che invece potranno beneficiare, quindi il sistema produttivo deve far sì che in qualche maniera di canalizzare queste informazioni il più possibile, perché la crescita di qualcuno può essere comunque la crescita dell'impresa stessa. Quindi qui vi sento sostanzialmente di perorare la causa solamente su 3 linee, visto che siamo in un ambiente appunto che invoglia poi a fare qualcosa di nuovo. Le 3 linee per le quali appunto volevo, anzi 4, soffermarmi sono: uno è la linea principe, che ad oggi è la linea dedicata all'ammodernamento tecnologico, che abbiamo sperimentato poi con la dottoressa Verni quando era alla direzione delle attività produttive, quindi dal 2018 è cresciuta tantissimo, quest'anno è ancora la linea principe e permette a quelle imprese artigiane che sono iscritte da almeno 3 anni, quindi alle imprese artigiane, di fare dell'innovazione, quindi innovazione di processo e di prodotto, andando a acquistare attrezzature, macchinari, macchine operatrici, hardware e software con un minimo di 3.000, massimo 20.000 euro. Qui ci possiamo aggiungere, come diciamo prima, la possibilità di cumulare il contributo, ad esempio con il credito d'imposta. Sembra poco l'intervento perché insomma su 20.000, 8.000 euro non sono tantissimi, però la bontà dei nostri contributi è proprio il fatto di essere pochi per tanti, ma soprattutto sono replicabili ogni anno. Quindi se ogni anno comunque spendo 20.000 e ogni anno porto a casa 8.000 euro, insomma ci metterei la firma sostanzialmente, piuttosto che avere magari bandi che sono molto più importanti, che magari hanno budget diversi, ma magari devo aspettare una graduatoria, devo aspettare che mi rispondano e quindi diventano lungaggini anche poi sapere e avere la certezza del contributo. Poi altra cosa importante è il commercio elettronico, anche qui è una cosa che abbiamo aggiunto quest'anno, vista insomma, l'anno da cui veniamo, dove sostanzialmente le imprese che sono riuscite a rimanere a galla hanno puntato molto sull'attività di e-commerce, quindi abbiamo ripreso questo canale contributivo che era fermo dal 2013.
2013, anche qui le spese non sono tantissime, si va da 3.000 a 30.000 euro con intensità d'aiuto che più pari al 30%, la maggior parte sono su questa linea. Non è molto sfruttata perché pur avendo imprese strutturate, pochi si rimettono a fare il sito, piuttosto lo vedono sempre come un'attività, diciamo, amministrativa un po' lasciata per ultima, anche se invece dovrebbe essere, insieme alle consulenze e la certificazione, forse quella su cui puntare un po' di più che su attrezzature e macchine su asset, diciamo, tangibili. Un'altra cosa importante quest'anno e l'anno scorso chiaramente è stato fatto poco, ma mostre e fiere, anche qui un'attività importante, ma su fiere che sono al di fuori del territorio regionale e invece anche oltre il territorio nazionale. Arriviamo fino a 40.000 euro di spesa, fino a poco tempo fa fino all'anno scorso erano 25.000, e proprio per il fatto che noi andiamo a incontrare gli imprenditori un po' come oggi e poi riportiamo all'assessorato quali sono poi le vostre sensazioni. Queste modifiche che poi intervengono negli anni non è che perché noi ci inventiamo che ci svegliamo la mattina e scopriamo l'acqua calda, cerchiamo di capire da chi poi subisce, diciamo, sostanzialmente un testo unico, capire se possiamo in qualche modo modificarlo. Quindi anche qui durante gli interventi a noi fa piacere se piuttosto che dire che va tutto bene, ma se qualcosa invece c'è qualcosa che va male, e cerchiamo a quel punto lì effettivamente di capire eventualmente da errori che possono essere stati fatti. Quindi assolutamente la semplificazione, per dirvi prima sul fatto di essere passati da concessione a rendiconto differito a rendiconto con liquidazione contestuale, per dire le domande che abbiamo iniziato ad avere il 22 aprile, le prime le abbiamo liquidate il 4 di maggio. Quindi per dire la semplificazione con cui si riesce poi ad arrivare. Diceva prima i tempi medi, il dottor Filippo, 30-40 giorni sono comunque riferiti a domande che invece erano riferite alla passata gestione. Quindi ad oggi abbiamo uno stock indietro di circa 20 giorni, adesso le domande cominciano ad arrivare, quindi chiaramente i tempi si sono un po' allungati, però siamo ampiamente dentro i 90 giorni, che è il limite massimo con il quale poi andare a chiudere il processo istruttorio. Ultima linea, che diciamo che è una linea che è poco utilizzata, ma è più utilizzata soprattutto per il settore manifatturiero, perché si parla di certificazione, innovazione di processo e di prodotto. Anche qui, come dico ai miei imprenditori artigiani quando li incontro, è inutile continuare magari a spingere su entrare su certe filiere produttive se poi non ho la certificazione di qualità ISO, e quindi alla fine mi sbraccio e continuo ad avere costi per niente se dopo effettivamente non ho il pezzo di carta. Ecco, questo effettivamente, se siete imprese strutturate, magari voi invece fate in qualche maniera fate subire ai vostri fornitori, ecco, ditegli che comunque c'è questa opportunità qui, sempre con spese retroattive, quindi fino a gennaio 2020, se non è ancora iniziato il processo di aggancio di questa linea, potrete a questo punto rendicontare nel 2022. Altra cosa da dire, che in qualche maniera l'ha già accennato il dottor Filippo, la scadenza è il 31 ottobre, ma abbiamo fatto una comunicazione all'assessorato lunedì sera per cercare di spostare questa scadenza al 30 novembre, giustificata dal fatto che, l'abbiamo detto più volte prima anche il presidente Agrusti, sempre più il mondo è legato a forniture che non riusciamo a governare. Quindi noi ad esempio riceviamo telefonate di imprenditori che hanno confermato ordini a febbraio-marzo, e ci sono macchinari che stanno arrivando adesso, arriveranno poi a novembre, quindi con conseguenze, capite bene, importanti. Quindi spostare a 30 novembre questa opportunità qui ci sembrava assolutamente interessante, sapendo che ad oggi risorse, è la cosa che non avevo detto fino adesso, ci sono. Attualmente sono 5 milioni e 8 messi sul piatto, di cui ne abbiamo utilizzati una parte, ne rimangono circa vuoto per pieno circa 2 milioni, ma contiamo chiaramente in questo periodo poi di andare a saturare, sapendo che in quell'assessorato ci aveva confermato più o meno, insomma, al netto di eventuali aggiustamenti, circa 8 milioni. Quindi da questo punto di vista qui vi consiglio comunque appunto caldamente di presentare domanda o fare in modo chiaramente che i vostri colleghi di informarli di questa opportunità, perché sempre più ci accorgiamo nelle giornate che facciamo che sono pochi gli imprenditori che ad oggi conoscono lo strumento, e quando si avvicinano a quel punto lì non lo sganciano più, cioè ogni anno poi fanno la domanda.
non perché insomma sia semplice o perché siamo bravi noi, ma perché comunque in qualche maniera le imprese apprezzano la velocità con cui riusciamo poi a dare risposte. Ecco, io per il momento, l'ultima cosa che aggiungo, quindi se qualcuno di voi invece dovesse aver avuto o ha in piedi rendicontazioni della vecchia maniera sostanzialmente, che non ha ancora portato a termine, sappia che c'è l'opportunità di dare, di richiedere al CATA entro il 31 ottobre l'anticipazione fino al massimo del 90% sulle concessioni già in essere. Quindi questo per ulteriore vicinanza appunto che è stata data senza fiduzione, esatto, giustamente, dell'assessorato, proprio per cercare appunto di aiutare gli imprenditori a chiudere le domande ancora in essere. Ecco, io per il momento ho finito, quindi rimango a disposizione della struttura per eventuali domande. Grazie. Grazie sia al direttore Filippo che al direttore Quaglio. Sinceramente credo che si colga in tutta questa narrativa l'ascolto, la capacità di industrializzazione delle novità e soprattutto la fiducia. Ognuna di queste riforme comporta fiducia, la dichiarazione sostitutiva, togliere la fideiussione, accelerare i tempi, anche da parte dell'impresa comporta fiducia, perché la prospettiva che il prossimo anno la linea si riapre, devo aver fiducia e quindi faccio il mio investimento considerando che il prossimo anno di nuovo c'è questa linea, che comunque è sempre un altro anno di bilancio, quindi perciò mi sembra veramente che sia una rappresentazione molto concreta di come questo sistema pubblico sia veramente al fianco del sistema produttivo e cerchi sempre di migliorare. Anche il nostro è un sistema di produzione di regole che ha a sua volta le sue regole, le sue complessità, ma penso che la semplificazione stia entrando veramente in tutti gli aspetti. Il passo successivo potrebbe essere proprio e lo stiamo per sperimentare su nuove linee, quello di crearle, fra virgolette, dal basso, come linee sperimentali, che quindi non vengono semplificate sempre di più durante la loro vita. Questa è una linea storica dell'artigianato che oggi abbiamo ascoltato, ma che nasce da linee contributive molto risalenti, e quello che sperimenteremo anche grazie alla legge sviluppo impresa saranno delle linee invece create dal bottom up con un ragionamento nuovo e che potranno essere il luogo per modernizzare ancora e sperimentare. Ho visto che c'era il presidente Mascherin con una domanda e poi vedo anche, forse c'è qualche domanda anche da... Prego, serve il microfono però. Più o meno. Più o Perché meno. credo che questo ci sia uno stesso assessorato per l'agricoltura, per il turismo o per altro. Cioè noi, la popolazione di imprese, quante sono e quante cause stiamo processando? Cioè quanti sono venuti a bussare alla porta? Allora, attualmente per fare il numero, cioè le do il numero grosso, diciamo lordo, le domande che arrivano di ammodernamento tecnologico ad oggi sono 450. Su una popolazione di... Allora, tenga conto che la media, diciamo le domande di contributo che arrivano a CATA, chi usufruisce di questo canale contributivo è il 6,64% delle imprese. Pertanto noi dobbiamo, se torniamo qua il prossimo anno, ci auguriamo che siamo diventati al 7,6%, all'8,6%, cioè praticamente il tema è la conoscenza. Infatti, E quello è un po' il titolo che abbiamo voluto dare. Scusi. No, scusa, perché conoscere per competere è proprio questo. Cioè, se non si sa, non si hanno degli strumenti. Il tuo competitor sa e lo sta usando. Ed è chiaro che può essere molto più competitivo se ogni anno il CATA gli spesa l'innovazione tecnologica. Ma perché? Perché lo conosce. È sufficiente conoscerlo, quindi Noi siamo partiti con 1,59 per dire, e siamo a 6,64, quindi infatti dai 200 più o meno siamo a 1.850, quindi chi si avvicina l'anno dopo lo continua a fare. Quindi il problema qual è? E qui magari sfondo una porta aperta. Gli imprenditori che in qualche maniera incontro anche durante le serate, è sempre quella dove sta la fregatura, tra virgolette, scusate se uso il termine fregatura, perché sempre più
si è agganciati telefonicamente, devo venderti l'energia, devo venderti l'aspirapolvere, devo venderti... E quando uno ti dice ma ti do i soldi, è gratuito, devi pagare 16 euro, dico, ma c'è qualcosa che non funziona sotto. Quindi si agganciano solamente se c'è poi un imprenditore amico o comunque un referente che ha già avuto una domanda di contributo che è andata a buon fine, allora si avvicinano. C'è sempre una certa riluttanza, soprattutto perché poi succede, ti dicono sempre le solite frasi da bar, sono sempre i soliti che prendono il contributo, i soldi sono finiti, nessuno mi aiuta, sono le classiche quelle cose che si dice sempre davanti a un bicchiere e finisce lì. E non prendo mai i soldi, ma se non mai fai la domanda, quindi è una cosa che non ho detto, il fatto di aver spostato la domanda a rendicontazione l'abbiamo fatta perché ad oggi i canali contributivi Cata, fino all'ultima domanda, all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, tutte le domande abbiamo sempre concesse / liquidate. Quindi nessuna impresa è mai stata lasciata fuori, giustamente grazie poi all'assessorato che negli anni sempre ha aggiunto risorse. Una domanda. Prego. Non si potrebbe istituire, implementare un servizio per cui alcuni fornitori di servizi possono venire certificati, possono essere certificati dal CATAS eventualmente, quindi io vado dal mio cliente che potrebbe usufruire del servizio e dico guarda, il mio servizio, il mio prodotto è certificato, quindi di fatto è un ulteriore passo avanti rispetto alla semplificazione, no? E quindi puoi usufruire direttamente del contributo. Scusi, non ho capito la domanda, mi scusi. No, che ci sia un servizio per certificare i prodotti o servizi che sono oggetto del contributo, no? Quindi io, nel mio caso specifico, noi facciamo software, abbiamo un prodotto che noi abbiamo già certificato come Industria 4.0 con il Bureau Veritas, che ci certifica che può essere oggetto di credito d'imposta al 20%. Se vado dal mio cliente e gli dico guarda, ho certificato col CATAS che questo prodotto può avere il 40% di contributo, quindi lui automaticamente ha il 60% di contributo ed è garantito su una procedura che comunque è già avanti. Luca, abbiamo avuto un'impresa che seguiamo, che si era rivolta a noi, una startup, che ha prodotto un video promozionale della linea contributiva del CATA proprio sul presupposto che ha detto ai suoi clienti usatela. Ma Ecco. quello, sì, no? quello sta dicendo lei. Promuoviamo sì. anche noi che siamo aziende, che siamo interessati dall'altra Certo. parte, no? Sì. Forse una base di un pacchetto di cose molto standard potrebbe essere, e io penso che sia un'idea di cui prendere nota e ragionare. Giusto Sì, per arrivare giustamente alla domanda che ha fatto lei, che è assolutamente pertinente. Noi ad esempio i momenti in cui le domande diciamo a maggio-giugno stentavano ad arrivare, cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di coinvolgere dei fornitori di attrezzature, cioè chi vendeva l'edilizia, dico il mini escavatore piuttosto che altro. La direzione è quella di fatto, no? In qualche maniera si inizia... Allora io magari posso fare una campagna, nel momento in cui ho la sicurezza, faccio una campagna, investo anche dei soldi per promuovere il vostro prodotto, tra virgolette, certo, che è il contributo, e quindi l'azienda con più facilità e con più leggerezza, diciamo, può dire ok, andiamo avanti, faccio un investimento. Diventa una leva commerciale per lei e per noi una leva di informazione importante. Io spendo dei soldi per certificare col Bureau Veritas sul mio prodotto, però so che vado dal cliente e dico guarda, sì, l'amministratore delegato deve firmare per avere il contributo di credito d'imposta, però lo fa con più leggerezza perché comunque a monte ho una certificazione. Certo, perché il credito d'imposta ci mette il nostro 40%, ce gli costa niente praticamente. Esatto. Ci sono altre domande? Ce ne siano, bene, va bene, allora direi che possiamo concludere qui l'incontro. Grazie a tutti, grazie ai relatori che sono stati con noi, grazie a voi che siete intervenuti, grazie a chi ci ha seguito da remoto e adesso invito appunto i presenti, purtroppo chi
ci segue da remoto non può usufruirne con altrettanto appunto piacere. C'è un momento di coffee break allestito qua fuori, vi invitiamo a rimanere, ad incontrarvi anche tra aziende e a continuare lo scambio di informazioni e di idee. Intanto grazie a tutti per questo primo incontro di Conoscere per Competere, vi diamo appuntamento ai successivi perché gireremo tutta la regione e quindi il prossimo appuntamento sarà mercoledì 13 ottobre, saremo al Consorzio NIP di Maniago. Grazie ancora e grazie, last but not least, come si dice, grazie infinite a Marco Olivotto di Lean Experience Factory per aver messo a disposizione questo meraviglioso posto e tutte le facilities, ecco, per un avvio davvero, insomma, in grande stile. Come dico tante volte, una piattaforma di gestione di tutto per la pubblica amministrazione, per i imprenditori, per il consumo, è una piattaforma che deve dare del valore a tutti, perché c'è anche la visione istituzionale di crescita collettiva. Perciò è un piacere, grazie che avete voluto fare questo. Grazie a lei. Penso che si sia sentito bene in tutta la sala. Grazie infinite. grazie. Chi vuole poi fogli della lavagna un minuto. Contributo. Grazie, si ferma un attimo.